Con Federico Ambrosio al termine della partita con il Trissino, sotto 2-0, grande cuore, grande determinazione, l'avete portata a casa. In che cosa siete stati più bravi secondo te stasera? Ma prima di tutto penso che non perdere la testa, perché comunque in questa pista con un Trissino che ha un'intensità che in Italia non ha nessuno, era difficilissimo. Noi siamo venuti a fare una partita e eravamo consapevoli che andava come andava il risultato, bisognava continuare con il nostro programma di partita. Dopo siamo stati un po' tanto imprecisi il primo tempo rispetto al secondo siamo stati un po' più precisi sotto porta, ma anche giocando in realtà. Abbiamo avuto i nostri frutti e abbiamo migliorato 2 o 3 cose in difesa che loro il primo tempo ci hanno messo tanto in difficoltà, soprattutto i primi 10 minuti. Niente, complimenti ai miei compagni, complimenti alla squadra, ma complimenti al Trissino che ha fatto comunque sia altro risultato una grande partita. A che punto siamo nel percorso di crescita del Forte e dove volete arrivare quest'anno? Ma gli obiettivi penso che li deve dare la società, non io. Io penso che il percorso di crescita c'è sempre, sia a livello personale per i giocatori ma anche a livello di squadra. L'obiettivo di tutte le squadre è arrivare ai playoff al 100%, noi siamo in crescita, non ti so dire a che percentuale siamo perché sono da 2 o 3 partite, credo che stiamo iniziando a giocare tutti insieme, sia per cartellini sia per infortuni, non eravamo mai stati tutti a modino, sono 2 o 3 partite che ci stiamo tutti insieme giocando, quindi stiamo iniziando ad amalgamarci e a diventare la squadra che vogliamo essere. Quindi io penso che proveremo a dare fastidio a tutti e vedere che ci depara questa stagione. Un campionato che sembra molto equilibrato, sono tante squadre che stanno crescendo, c'è un campionato che ci può divertire quest'anno. Bravo, il campionato è molto divertente, ogni weekend ci sono 2 o 3 sorprese e quindi penso che anche alla gente quello è bello perché vai in un palazzetto che squadra ci sia, c'è una bella sorpresa, c'è un bel divertimento e fa bene all'hockey su pista in generale, quindi io sono contento che il campionato sia equilibrato, ma già negli ultimi anni è sempre così e niente, vediamo che succederà quest'anno. Ringraziamo Federico Ambrosio, in bocca al lupo al Forte.